Buongiorno ragazzi, inizio questo vlog tutta sudata perché sono appena arrivata a casa e sto crepando di caldo. Però nonostante tutto, benvenuti in questo nuovo vlog. Appena arrivata a casa da lavoro però mi sono fermata anche da Sigma a prendere due cosine che adesso vi faccio vedere. Proprio ho preso qualche dolcino. Per chi indovinate un po', scrivetelo nei commenti. Adesso comunque mi rimetto un attimo in sesto perché sono tutta sudata e poi vi faccio un mini svuota alla spesa. Intanto si sono già fatte le 5 meno un quarto e oggi sono, diciamo ragazzi, in tempo. Ecco qua, questa è la giornata di oggi e sono arrivata a casa in tempo perché guardate i nuvoloni, tanto per cambiare, ormai una volta al giorno ormai è di rito. Pioggerellina e temporalino. Meno male che sono arrivata a casa in tempo. Guardate il cielo, è completamente tutto nuvoloso quasi, però è una figata, sembrano finte quelle nuvoline lì, no? Belle. Comunque può piovere quanto vuole adesso che si scateni, non mi interessa, sono a casa. Lì c'è sempre il nostro orticello con i legni perché mio suocero deve finire di costruire l'entrata. Ma troppo carino, anche perché ragazzi là ci sono gli spinaci, qua ci sono le zucchine, il prezzemolo e le zucchine soprattutto sono venute, queste due righe qua sono di zucchine e sono venute davvero cioè belle grandi davvero, incrociamo le dita che venga tutto bene. L'unica cosa che quest'anno vedo che fanno fatica sono appunto le carote. Boh. Bicchierino d'acqua fresca immancabile perché sto crepando di caldo, sono tutta sudata ragazzi. Allora adesso, visto che devo mettere via la spesa, voglio farvi vedere cosa ho preso. Questo è un quadro generale, adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Ho preso questo prosciutto cotto che era in offerta a 2,19 € ed è prosciutto cotto di alta qualità che mi servirà stasera per fare tipo la frittata con prosciutto e formaggio, che ovviamente faremo insieme. E come formaggio ho voluto prendere questo che è costato 3,04 € ed è il Valfontana di Chiuro che noi nelle frittate amiamo. A 2,29 € invece ho preso questi due che sono, questo è il tiramisù, bene al contrario ve lo faccio vedere, cioè vabbè, e questo invece è il profiterol, sono buonissimi. Poi i pancake a 2,99 venivano, sono i pancake della Mulino Bianco. Questa è la seconda volta che li prendo perché sono davvero molto buoni, fidatevi. Questi dobbiamo cucinarli, dobbiamo scaldarli e prepararli assolutamente insieme perché sono troppo carini all'interno, sono confezionati 2 a 2 e ci sono 3-4 pacchetti, no, c'è scritto proprio 8 porzioni, quindi 2, 4, 6, 8 sono 4 pacchettini da 2, troppo buoni, li faremo insieme ve lo prometto. E due deodoranti invece a 2,99 l'uno della Dove, questi qua al talco, ormai abbiamo provato e abbiamo trovato, con tutti i deodoranti che abbiamo provato, abbiamo trovato quello perfetto, sia per me che per Cri. Infatti ne ho preso una testa perché io li mangio i deodoranti. Stavo cominciando un po' a leggere i commenti perché voglio starci dentro, diciamo, coi tempi in tutto, sia perché io sapete che quando posso e soprattutto cerco di rispondere sempre a tutti qua nei commenti, sia qua che nei direct su Instagram, quindi venite a seguirmi, ve lo lascio qua in alto, ve lo dico sempre se vi fa piacere, così almeno mi seguite anche lì nelle mie vicende. Stavo appunto leggendo un commento che mi è rimasto impresso, che mi faceva i complimenti questa ragazza dicendomi che comunque nonostante tutto riesco a combinare lavoro e YouTube. Io ve l'ho detto ragazzi che anche se adesso per me diciamo è cambiato, che prima ero a casa tutto il giorno, quindi avevo più tempo, oltre alle faccende di casa avevo più tempo per editarvi video e per registrarvi vlog, anche se vado al lavoro non cambia niente, io su YouTube ci sarò sempre e cerco sempre di incastrare i momenti, comunque non sto mai ferma, su YouTube ci sono comunque, non vi abbandono. Oltre al lavoro YouTube, anche le faccende di casa, ragazzi, dobbiamo fare adesso. Quindi cominciamo a ritirare tutte le cose che ho steso stamattina, che sicuramente starà tutto asciutto. Sembrerebbe che si stia aprendo anche il cielo di nuovo, meno male. Boh, sembrerebbe, boh, non lo so, vedremo. Tutto bello ordinato, la terrazzina, meno male.
Come vi ho detto prima, infatti ho fatto un salto anche da Sigma a prendere quel prosciutto e quel formaggio che vi ho fatto vedere precedentemente, proprio perché stasera il Cri mi ha richiesto, come vi ho detto prima, l'omelette, ma no, l'omelette è una frittata normale con il prosciutto e il formaggio, quindi ci vediamo quando a orario di cena che cuciniamo insieme tutto. Intanto che farà Katia? Ovviamente i pavimenti, perché odio la casa in disordine. Non vedo l'ora, adesso ho fatto la cucina e sto aspettando che si asciuga e non vedo l'ora di fare... però metà è già fatta. Comunque non vedo l'ora, ragazzi, di sabato che ci fermiamo anche e finalmente inizia il mercato anche qua nel mio paese, quindi preparatevi perché sarà un vlog diverso, andremo a fare un giro anche al mercatino, però il pollo con le patatine non può mancare, quindi quello saprete già, cioè già vi dico che lo prenderemo. Fuori c'è un mulo. Ha finito. In compenso abbiamo un altro vitellino lì. Xina? Devo dire che si sta asciugando anche in fretta, meno male, così cuciniamo. Ok ragazze, ciao! Siamo qua sul tavolo perché adesso cuciniamo. Scusate, sopra stanno facendo i lavori. Allora, io di solito per fare la frittatina faccio così. Visto che la... Ecco, siete anche caduti, aspettate che vi risistemo. Ok, allora io di solito uso 5 uova perché la frittata la mangiamo in 3, quindi comincio a spaccare le uova. Ragazzi, perdonatemi davvero della confusione, del casino che c'è di sottofondo, ma gli zii del Cri stanno facendo i pavimenti e quindi logicamente di fianco abbiamo un po' di casino. Allora, 5 uova, poi di solito va a gusti. Io di solito, che tra l'altro è da una vita che non faccio la frittata, ma proprio da tantissimo tempo. Allora, cominciamo con le 5 uova. Poi, intanto mi pulisco un po' le manine. Con una frusta del genere vado a sbattere le uova per bene. Intanto ci aggiungo subito un po' di sale fine. In questo modo, non troppo perché è troppo salata poi non ci piace, anche perché ricordiamoci che abbiamo questo formaggio che ho preso, che vi ho fatto vedere prima, che questo è abbastanza salatino, non tanto, però se poi formaggio salato, uova salate viene troppo salato, quindi regoliamoci. Sbatto le uova, adesso taglio tutto il formaggio e lo unisco a dadini all'impasto. Diciamo che così può bastare, ne ho usato mezzo perché davvero è tantissimo. Quindi una bella mescolatina e poi vado a unire il nostro amato rosmarino. Questo non deve mai mancare nelle mie ricette, io lo amo, però finito questo ormai ho quello dell'orto, ormai adesso questo lo finiamo, però non lo compro più. Questo l'avevo comprato prima di fare l'orto, però lo voglio finire perché è davvero buono. Poi metteremo il rosmarino buono dell'orto, che già il rosmarino buono dell'orto lo utilizzo sempre per fare le grigliate. Non vedo l'ora anche di fare la grigliata. Il prosciutto lo vado a tagliare sempre a dadini, lo spezzetto con le mani e lo unisco sempre all'impasto e poi abbiamo finito. Ok ragazzi, io adesso mescolo e questo è pronto l'impasto per fare la nostra frittatina. Ho aggiustato, diciamo, di rosmarino e tutto, però di sale ho paura di esagerare, come vi ho detto, perché il formaggio è abbastanza salato. E la fettina di prosciutto ne lascio sempre una da mettere sopra la frittata a fine cottura, mi piace così. Padellina, ovviamente con il coperchino e un filo d'olio. Ho finito quello della Badia e adesso apriamo questo qua del Dovere del Conte della linea Amo Essere Biologico dell'Eurospin, che è 100% italiano e olio extravergine di oliva, mi piace tantissimo. Adesso lo apro, è proprio nuovo. Mettiamo un filo d'olio, versiamo l'impasto e facciamo la nostra frittatina. C'è chi la cuoce col burro, ma a me col burro non piace perché è troppo pesante, io vado di olio d'oliva sempre. Tanto come dolce il Cri deve finire la sua ciambellina, quindi come dolce stasera questo. Adesso ho messo a fuoco basso e sta cuocendo la nostra frittatina, poi per girarla farò un macello. Scommettete? No dai, speriamo di no. Solitamente la lascio cuocere 5 minuti per lato, ecco. Pensavo di fare i miei soliti danni, ma sono riuscita ragazzi. Adesso la lascio cuocere anche 5 minuti dall'altro lato e poi mettiamo su la fettina di prosciutto che vi dicevo ed è tutto pronto.
Ci vediamo a cena. Finalmente è pronta e adesso si mangia. Buon appetito. Adesso sto sparecchiando tutto, ragazzi, perché adesso lavo i piatti e ci vediamo dopo. Tra un po' vedrete tutto pulito come faccio io di solito. Sono arrivate le 9 di sera e adesso faccio, sono le 9:30 tra l'altro, e adesso faccio la doccina. Lì appeso c'è lo zaino che abbiamo usato l'altro giorno perché volevamo andare a fare una gita, però visto che era tantissimo che non lo lavavo, adesso l'ho lavato e l'ho appeso lì. Comunque adesso vado a farmi una doccia, che era il momento che non vedevo l'ora sinceramente, e ci vediamo dopo. Se vi capita di andare da Sigma o dai cinesi, li ho trovati anche, provate una volta nella vita almeno questo bagno schiuma al mora e muschio bianco, perché è la vita, credetemi, troppo buono. Ok ragazze, io mi sono già cambiata e ho messo la mia vestaglietta. Io adesso vado a letto, anche perché sono stanca morta, mi mancano solo i dentini, un po' di tonico e un po' di cremina viso, anche perché sto mangiando letteralmente, ma ve ne parlo sempre proprio perché se io parlo dei prodotti perché li amo. Questa qua di Revolution è la crema idratante della linea Hydrobank, la trovate comunque su Pink Panda, costa poco più di 10 euro. Mi metto questa e vado a nanna e ho già preparato anche le cose del CRI del lavoro, comunque ho fatto tutto, sono stanca morta oggi, però almeno la casina è in ordine, questo mi rende super orgogliosa. Io quando vado a letto e mi alzo la mattina, cioè la sera metto a posto tutta la casina, è tutta in ordine, i pavimenti, e soprattutto la mattina mi alzo e vedo tutta la casa in ordine, anche perché ultimamente mi sto alzando alle 6:30, dico oh che bello, sono proprio contenta, vi dà anche l'idea di benessere anche quello, non sembra ma provateci. Vi mando un bacino, vi do una buonanotte e ci vediamo domani con un nuovo video.